tour operator russi in visita all'azienda vitivinicola Selle Mosca di Alghero. È la tappa finale di un giro turistico nel nord dell'isola alla ricerca di località interessanti da proporre al mercato dell'est. L'iniziativa della Visit Sardinia all'agenzia turistica di Roberto Tola, che ha portato in Sardegna i rappresentanti dei più autorevoli tour operator di Mosca. Gli ospiti russi sono andati alla scoperta delle cantine e hanno visitato anche il museo archeologico. Il sopralluogo si è concluso con una degustazione delle produzioni vitivinicole nel giardino dell'azienda. Noi in questi pochi giorni abbiamo visitato una bellissima parte della Sardegna e abbiamo capito che ancora c'è tanto da visitare, specialmente è piaciuta tanto mare trasparente, la natura e poi stile sardo che esiste in ogni parte della Sardegna sua. La Sardegna sta iniziando a farsi conoscere anche in Russia, ma c'è ancora tanto da fare. Sta conquistando una parte del mercato, è diventata famosa non tanto tempo fa, ma ogni anno aumentano i flussi perché si sparge la voce, diciamo. L'impressione ottenuta dai tour operator è buona. Ora si ipotizza un collegamento aereo stagionale tra l'aeroporto di Mosca e il Riviera del Corallo. Oggi Antonello Laicio